Siamo diretti verso Arizzo per la Sagra delle Castagne, autunno in Barbagia. E questo è il paesaggio che c'è in queste strade sarde. Piccola sosta per respirare un po' d'aria di montagna. E quindi niente, a breve ripartiamo, direzione Arizzo, mancano circa 20 km e quindi tra poco saremo sui monti. Queste sono pere selvatiche, questa pianta si potrebbe innestare e farla diventare un pero con le perine buone da gustare. Qua vediamo dei campi con i pannelli solari fotovoltaici in realtà. Folklore, Sardegna, welcome to Sardegna. Siamo arrivati ad Arizzo, questo è l'hotel in cui staremo, ovvero Samuvara. Sono le piante, ecco qua, queste sono le castagne di Arizzo e il riccio che protegge. Eccoci arrivati all'hotel, questa è la stanza, la 409 dell'hotel Samuvara. Ecco la camera, wow, bella grande, molto accogliente. Una vista incredibile sulle montagne. E si respira un'aria veramente piacevole. Questo è il terrazzino, la vetrata. Ecco qui la stanza, nuova prospettiva. Molto bello. Hotel Samuvara. Eccoci qua a Samuvara. Adesso abbiamo parcheggiato le macchine e andiamo a farci una bella passeggiata nel paese. Questo hotel è molto bello perché c'è una bella foresta rigogliosa. Ecco gli ospiti, anzi questi sono i padroni di casa, questi gattini. Qua ce n'è uno piccolo piccolo, ma che belli. Eccoci nella passeggiata, qua iniziano le bancarelle. Arizzo è un paesino molto caratteristico. Qua siamo sugli 800 metri di altezza circa. Molto carino. Questo è il parco comunale di Arizzo, Parco Pastissu. Ci sono tutte le indicazioni per fare una bella passeggiata al parco. Ecco un po' di bancarelline, il miele sardo, androlisai. Questi sono i tipici salumi locali, buonissimi, come bancarelle tipiche. Giallo, verde, arancione. Ecco la casa di mio nonno. Di mia nonna sempre, non è di mia nonna, sempre di mio padre. Eccoci in Vico Murigessa. Questo Vico Murigessa, qua c'è la casa dei miei nonni.
e dei fratelli di mio nonno. Questa era di Si entrava da qua Io ci ho e dormito. io ci ho dormito 2 volte. Ecco sta carapigna. Assaggiamo questa carapigna. Questa è fatta con liquirizia, un po' di fileverru e il limone. Andiamo a vedere questa sorgente di Isalinos. Tira su, non là. Andiamo verso l'alto. Tira verso là. Pulite la salita davvero. Questa è una bella salita ripida. Mandiamola da Andrea. Andando alla sorgente Isalinos o Isalinos. Questa è la strada che ci porterà a vedere la nota sorgente, vero? Sì, prima tutta in salita, un po' affaticato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Vero? Basta un po' di spirito di avventura Con il mio panino. che ha dato le forze di salire. Vai! Lì c'è la cascata. Questa è la sorgente, adesso non c'è acqua. Qua c'è un piccolo ruscello. Qua c'è il parco comunale di Arizzo. Sentiero di Isalinos. Isalinos. Quasi prosciugato. Ancora non sono arrivate le piogge. Eccoci qua a Isalinos. Fare un giro. Sei contento di questa gita? Sì. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Din, din. La sorgente è un po' secca. Ancora non piove. Però che bello. La sorgente con l'acqua fresca. I maschi sono sempre mansueti in Eccoci qua, giro. Ecco una vista di Arizzo dall'alto. Questo è il paesino di Arizzo, a circa 800 metri di altezza sul livello del mare. Molto caratteristico. In questo momento il sole sta baciando questa zona. Bello. Mi sa che Molto dopo che bello. la rifarò. Questo è l'ingresso dell'hotel Samuvara. Questa strada ci porta praticamente alla reception. C'è una pace incredibile, un silenzio. Qua sta tramontando il sole. Andiamo a vedere il panorama. Prima i luci. Qua c'è la piscina. Bellissimo, davvero bello. Eccoci, zona bar. Non posso dorare. Il camino. Camino bello. E adesso siamo qua a Samuvara e ci facciamo un bel aperitivo. Grazie. Qua c'è cena. Vediamo. Maialetto o spezzatino? Io penso che Questo è il prenderò menù. gli spaghetti a Samuvara. Le tagliate le Bene, allora Gabriele gli diamo 0 salsiccia. Grazie.
tutto buonissimo. È arrivato il momento del maialetto. Un po' di maialetto. Qua abbiamo la polenta con lo Spezzatino. spezzatino. Non so di cosa. Dovrebbe essere Immagino di di manzo. manzo. Le patate arrosto. Insomma, dai. Caprese, caprese. Io ne metto 2 di polenta. Ecco il giardino di questo posto bellissimo. Proprio bello. Dice che sta male. Molto molto bello. Eccoci qua nell'atmosfera tipica di Arizzo. Molto bello. Bellissimo. Dove state mettendo? Ecco qua nella Questa è bustina raccogliamo i ricci con le castagne. Questo è un castagnetto. Bellissimo. Bellissimo. Questa è la zona piscina dell'hotel. Adesso la piscina è stata chiusa perché sta iniziando l'inverno e quindi non consente, le temperature non consentono più di fare i bagni. Molto bello. La festa delle castagne. Oggi 29 ottobre 2023. Ecco sto stazzo di pavillonis. E qua si lavora ampiamente. Carelle tipiche. Andiamo con il dolcetto. Una tipica bancarella di Arizzo, torrone di Arizzo. Questa è una delle strade principali. Fiumi di persone qua alla festa delle castagne ad Arizzo. Anche oggi che è domenica la festa prosegue. Questo è l'orario dove c'è più affluenza. Tutto molto caratteristico. Qua abbiamo mangiato una buonissima seara. Oh, tornando in hotel. Questa è la caramellina. Un'altra. Sì. Asinelli. Eccoli qua. A Samuvera ci sono anche gli asinelli. Come state? Belli, ma come si Questa è la situazione traffico. Macchine sono. Questa sagra delle castagne è finita. È ora di rientrare a casa. Pronti? Adesso prendiamo la strada di rientro.